Al via la nuova stagione al Teatro Pirandello di Agrigento, il primo spettacolo del nuovo cartellone. Con la commedia teatrale Se devi dire una bugia dilla grossa, un cast di alto livello, ha intrattenuto ieri tanti spettatori presenti all'esibizione che hanno gradito lo spettacolo con evidenti manifestazioni e applausi fatti, in particolare quello al termine dello spettacolo. Un esordio positivo, quello della nuova amministrazione della Fondazione al Teatro Pirandello, in linea con le norme anti-Covid, come ci dichiara il Presidente. Dopo il primo appuntamento del 26 gennaio con una rappresentazione impegnata, austera, che era la bottega del caffè di Carlo Goldoni con Michele Placido, stasera diamo spazio allo svago, al divertimento, alle sane risate. È quello di cui abbiamo tutti bisogno, quindi 2 ore di relax, 2 ore di serenità in sicurezza. La gente ha risposto benissimo, il pubblico agrigentino ha gremito il Pirandello e di questo siamo contenti ed entusiasti. Sempre molto attenti alle misure Covid, abbiamo visto. Ovviamente, come sapete, abbiamo addirittura fatto più di quanto la legge non preveda, quindi abbiamo deciso di garantire anche un minimo di stanziamento a chi lo richiedesse, a meno che non si tratti di gruppi di familiari o comitive di amici. Noi ci siamo attrezzati anche facendo un sacrificio, riducendo quindi la capienza del nostro teatro per garantire anche un distanziamento che non è dovuto. E la gente sta rispondendo bene e siamo veramente contenti. Lo spettacolo porta in scena per la prima volta al Teatro Paola Barale nel ruolo di Susanna Rolandi, accompagnata dal cast formato da Nini Salerno, Marco Cavallaro, Alessandro D'Ambrosi. I protagonisti tra gli altri sono Antonio Catania nel ruolo dell'onorevole Dimitri, Paola Quattrini nel ruolo di Natalia, moglie dell'onorevole, Gianluca Ramazzotti. Insomma, una proposta evergreen, sempre gradita al pubblico. È il top delle commedie brillanti, il top della commedia di classe e non per niente firmata da Ray Cunei, è stata portata in Italia dal grande Pietro Garinei, che non ce lo dimentichiamo mai perché il teatro sente molto la sua mancanza. Qual è il consiglio ai giovani che vogliono avvicinarsi al teatro? Fatelo in qualsiasi modo, anche se non professionalmente. Fatelo nelle cantine, riunitevi, fatelo come gioco, fatelo, non importa se abbiate o no delle qualità, ma divertitevi a provare delle emozioni, a giocare a fare il teatro, perché il teatro fa bene, il teatro è la vita. Che situazione imbarazzante! Riccardo! Sì! Io non ti vedevo tornare! Torniamo a Cuccia! Sì, a Cuccia! Pesate, ridere, divertimento, e quello è il nostro compito e quello lo scopo di questa commedia. Incontrare il pubblico è sempre una bella emozione, anche perché non si sa mai, il teatro ha questo, che è una cosa viva e quindi ogni volta è diversa dalla volta precedente. Noi adesso siamo qui ad Agrigento, in un bellissimo teatro, e quindi doppia emozione anche io sono siciliano, recitare in Sicilia è sempre stato il mio sogno in qualche modo, riuscire a sperimentare il teatro siciliano è un bel privilegio, insomma, e quindi siamo felici e speriamo che il pubblico ci accolga bene e che sia contento.